solennità vi do il benvenuto al quinto meeting delle motostaffette del Friuli Venezia Giulia. Quinto meeting delle motostaffette del Friuli Venezia Giulia, che in questa edizione ha dei crediti di assoluta caratura. Patrocinio del Comune di Rive d'Arcano, patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia, patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e patrocinio del Ministero dell'Interno. Dulcis in fundo, per il secondo anno consecutivo, la medaglia di rappresentanza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Grazie a Daniele, grazie alla motostaffetta, un benvenuto veramente di cuore a tutti voi. Vedere la sala gremita di giovani, di adulti fa sicuramente piacere al cuore, penso anche agli organizzatori che ogni anno si spendono in tantissime iniziative. Ovviamente un saluto personale anche a Sua Eccellenza il Prefetto, all'Assessore Riccardi, sempre disponibili con la motostaffetta in queste occasioni. Chiaramente io porto il saluto di un comune della Collinare che grazie anche alla motostaffetta friulana si sta facendo conoscere, perché poter vedere che il marchio, lo stemma del mio comune, Rive d'Arcano, viene portato in giro sulle moto in tutte le attività è sicuramente un piacere, un onore. Dicevo, la prima parola che mi viene in mente è il termine passione. Passione di fare qualcosa, passione di poter investire il tempo libero, chiaramente dopo aver espletato i propri doveri professionali o di studio, dicevo, poter investire il proprio tempo libero in un qualcosa di arricchente. La parola passione, io credo, ci debba indurre a pensare a tantissime cose. C'è chi ha la passione dello sport, chi ha la passione della musica, chi ha la passione del teatro, del cinema, chi ha la passione dello studio, della conoscenza, dei viaggi, chi ha la passione, come in questo caso, della motocicletta. L'invito, io credo, che mi sento di rivolgere a voi, studenti, è quello di coltivare le vostre passioni. Coltivarle sempre alla vostra età, ma direi coltivarle anche da adulti soprattutto. Devo riuscire a riequilibrare questi rapporti tra una giusta società di diritti, ma soprattutto anche una società di doveri. E devo dire che in questa società, però, in particolare in questa regione, noi abbiamo dei fiori all'occhiello dei quali dobbiamo essere orgogliosi, perché questa è una terra che ha subito momenti di grande difficoltà, ha saputo credere che poteva uscirne, sapeva che non aveva diritti ma aveva doveri nei confronti delle nuove generazioni. Mi riferisco al terremoto, mi riferisco a tutto quello che si è costruito attorno, il sistema della protezione civile che abbiamo visto fare cordone a questa salita e questa straordinaria componente di questa società che è il volontariato, della quale la motostaffetta friulana è sicuramente parte determinante. E proprio nella introduzione, quindi nei 3 fogli che descrivono l'attività della motostaffetta friulana, ci sono dei passaggi importanti. Gli appassionati, il volontariato, il sociale, questa componente fondamentale legata alla sicurezza della strada, che è la ragione per la quale noi siamo qui ed è la ragione per la quale il professor Pascolo, sicuramente dalle mani di Sua Eccellenza il Prefetto, avrà il riconoscimento che l'anno scorso ho ricevuto io e con orgoglio metterò nella libreria, continuerò a tenere nella libreria di casa. Vi voglio veramente ringraziare e voglio nuovamente ringraziare il dottor Salemme per le parole con le quali ha unito lo scorso anno la consegna di quella medaglia, che veramente mi hanno colpito, e sono sicuro che oggi ci saranno altrettante parole a Paolo Pascolo, che non fa il professore e basta, fa l'uomo che con passione ha dedicato la sua vita, il suo sforzo a creare condizioni migliori affinché la sicurezza delle strade per i nostri ragazzi, per voi che correte sulle strade e anche per noi che siamo un po' più adulti, possa aumentare. Ma non è con gli urli che noi risolveremo queste situazioni di tensione, riusciremo a uscire da questa situazione di crisi, che prima di tutto è una crisi sociale.
è una crisi che ha messo in discussione dei simboli per molte responsabilità. E allora quando abbiamo lo Stato, Sua Eccellenza il Prefetto, che è l'uomo ma è anche l'istituzione, quando ci sono gli uomini della Polizia Stradale, che sono gli uomini ma è l'istituzione, e tutti noi che pro tempore abbiamo questa responsabilità, io credo che questi simboli vadano tutelati.